Nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi ospitiamo Marinella Piazza, una delle anime del movimento per l'autonomia della provincia di Belluno, il BARD, una persona che da anni sta lavorando per la difesa e il miglioramento della vita e della situazione delle donne, di tutte le donne, non solo di quelle cadorine. Si è occupata anche del recupero della storia delle portatrici della prima guerra mondiale e perché, secondo la sua opinione, erano state dimenticate. Alla signora Piazza un cenno di benvenuto doveroso. Iniziamo intanto a chiedere alla signora Piazza che cos'è il BARD, sinteticamente che cos'è il BARD. Sì, buonasera a tutti, grazie Vittore per avermi ospitato in questa piattaforma fantastica. Il BARD è un movimento che è nato 10 anni fa, è un movimento di volontari, nato appunto 10 anni fa ed è rappresentato da un sacco di persone delle varie vallate. L'obiettivo del movimento è quello di far sì che la provincia di Belluno abbia la sua giusta specificità e la sua giusta autonomia, che per noi naturalmente è sinonimo di responsabilità. Recentemente voi avete fatto, mi sembra forse il 17 di ottobre, avete fatto una grossa manifestazione straordinaria, accendendo dei fuochi in giro per tutta la provincia. Che cosa voleva significare quella serata, quella notte, diciamo, di quel fuoco? Sì, Vittore, per noi il 17 ottobre è stato il 9° anno consecutivo di accensione dei fuochi sulle cime. Il tutto è iniziato qualche anno fa, quando nel 2012, se ben ricordate, il nostro territorio ha rischiato grosso perché stavamo diventando provincia di Treviso. E in quella frangente, in quel momento, migliaia di persone si sono riversate a Belluno e hanno fatto una fiaccolata, naturalmente pacifica, sono confluiti in piazza Duomo, davanti all'ente provincia, davanti alla prefettura era stato allestito un palco e da quel palco diverse testimonianze molto molto importanti hanno dato la sua voce e in quell'occasione avevamo migliaia di fiamme accese e soprattutto nelle varie montagne c'è stata l'accensione di questi fuochi. Da allora ogni metà ottobre circa accendiamo dei fuochi sulle cime in segno proprio di attenzione per il nostro territorio così fragile, così straordinariamente bello. Siete riusciti ad ottenere qualche risultato? Il risultato che otteniamo con l'accensione dei fuochi è quello che riusciamo a bucare nel muro della comunicazione, perché per noi è sempre molto difficile far arrivare alle orecchie che devono sentire le esigenze del nostro territorio e le esigenze diciamo così, il sunto del nostro obiettivo. Risultati in realtà da quando il BARD è nato posso dire che non ce ne sono stati, anzi forse siamo andati veramente avanti come i gamberi, soprattutto per quanto riguarda quella mezza legge del Rio che ci ha veramente stroncato. Ma voi avete avuto, secondo il mio punto di vista, anche un risultato nei confronti della Regione Veneto, perché è stata approvata la legge 25 il 14 agosto del 2014. Sì, Una legge che secondo me è molto importante. certo, certo, assolutamente. Era la legge al momento dell'approvazione dello Statuto della Regione Veneto, era gennaio del 2012, e pensate cosa vuol dire il caso? Era un giorno prima o un giorno dopo, non ricordo proprio perfettamente, proprio della nascita del movimento BARD, perché
volevo fare una premessa: il BARD è nato per la forza di un comitato, ossia di un'insieme di persone che tra il 2010 e il 2011 avevano raccolto quasi 20 e passa mila firme per far sì che l'ente provincia approvasse una deliberazione affinché il territorio, la provincia di Belluno, potesse andare a referendum per decidere. A metà gennaio c'è stata poi tra l'altro l'approvazione dello statuto e in questa legge, che poi è stata approvata qualche mese dopo, narra proprio la specificità della provincia di Belluno, ossia darebbe a noi quello che a noi serve, quello che è assolutamente indispensabile per andare avanti, ossia il poter trattare le politiche transfrontaliere, il poter trattare le minoranze linguistiche che sono molto presenti e molto fragili da questo punto di vista adesso nel bellunese. Poi uno dei punti è il governo del territorio, non era, è, perché comunque la legge c'è, è il governo del territorio. Poi dovevano passare l'ente provincia le risorse idriche, per cui ci davano la possibilità di poter avere la disponibilità di risorse cospicue. E poi, se non ricordo male, c'era la viabilità ai trasporti, esattamente. E poi una cosa molto molto importante che ci manca in tutto è il sostegno e la promozione delle attività turistiche e agricole In questo e tipo, economiche. sì, in questo tipo di promozione, diciamo, del territorio, voi promuovete anche le donne, il loro futuro e il loro modo di vivere. Come Sì, promuovete le donne? sai Vittore, io ho 63 anni, sono nata e cresciuta nel mio bel paese. Amo il Cadore in maniera viscerale, amo le persone che sono passate prima e che mi hanno tanto insegnato. Noi, io e le mie sorelle, siamo cresciute in una borgata che era vissuta da tante tante persone che ci hanno voluto bene. Credo che l'esperienza di una vita abbia fatto sì che comunque ci fosse un'attenzione particolare per l'aspetto femminile. Per quanto mi riguarda, noi siamo 4 sorelle, per cui credo che anche questo incida non poco. Io ho la fortuna appunto di aver sposato un alpino e nel 2019, quando a Tolmezzo siamo andati in zona Timau, nelle Alpi Carniche, e là io ho davanti alla lapide, su in cima a Promosio, quelle zone così molto molto belle, davanti alla lapide della Maria Plutner, questa giovane portatrice uccisa in tempo di guerra, era nel 1916, e lei ha lasciato 4 figli e 4 figli da soli praticamente, e aveva il marito in guerra su Caccio. Ecco, davanti a quella lapide, con un pensiero naturalmente rivolto a tutte queste donne, e però anche guardandomi intorno, io mi sono veramente chiesta: ma perché le donne carniche hanno tutto quello che potevano avere, e sto parlando di studi, ricerche universitarie, monumenti, musei, hanno avuto anche un riconoscimento importante, perché erano migliaia, perché stiamo parlando di migliaia di donne, che hanno avuto l'onore di essere cavalieri di Vittorio Veneto. Poi mi guardo intorno alla montagna, che è uguale dappertutto, e dico, e mi sono chiesta: ma perché le carniche sì e le bellunesi no? E là, da quel momento là, è nata, come dire, la voglia e l'esigenza, più che la voglia, di puntare il dito su questa che è una mancanza, secondo me, incredibile, vergognosa, indecente, perdonami i termini, ma questo è,
No, no, ci stanno, ci stanno. Delle portatrici carniche c'è tutto, delle portatrici cadorine, sto parlando del comelico, sto parlando delle auronzane, c'è poco o niente. Io so che ci vorrebbe aver tempo, che il comune di San Pietro, l'assessorato alla cultura del comune di San Pietro ha fatto tanto. Io prendo, mi infervoro, lo sentite anche quando parlo di queste cose qua, però io penso che sia una cosa assolutamente da fare, che noi dobbiamo riuscire a recuperare quella storia che è tutta da scrivere. E in questo particolare momento è una storia che fa bene anche ai giovani, perché io lo dico a tutti, guardate che noi dobbiamo guardare in avanti, d'accordo, però dobbiamo anche pensare a coloro che sono passati prima, perché se ce l'hanno fatta loro, ce la facciamo anche noi, ce la fate anche voi giovani. Non so se hai sentito parlare dell'iniziativa dei Lions che vogliono fare un corso per le ragazze dai 16 ai 19 anni per illustrare le loro possibilità, le loro capacità, delle quali loro non sono nemmeno coscienti di avere. Non so se hai sentito parlare, lo fanno in dicembre. Certo, ho sentito che ha avuto anche un grande successo e questo è quello che serve, è questo che manca, che poi si traduce in fiducia in noi stessi, perché le donne, le ragazze, cadorine o non comunque le donne di montagna hanno bisogno di essere ancora più consapevoli della loro forza. Certo, serve preparazione, serve studio, serve essere accompagnate da qualcuno e l'iniziativa del Lions con tutte le aziende e gli enti che lo sostengono, secondo me è una cosa grandiosa. Una cosa mi sembra voglio ricordare, quest'anno è saltato il discorso del 2 di giugno, il Fiore Rosso, che era organizzato da voi, promosso da voi, però purtroppo non è stato possibile farlo. Quali iniziative ci sono ancora per andare incontro alle donne che hanno bisogno di fare prevenzione per il tumore al seno? Sì, allora io ho la fortuna di avere come mia grande amica Benvenuta Celotta, che è presidente dell'ADUS, Associazione Donne Operate al Seno, Cortina Cadore Comelico, e come voi potete immaginare tra donne c'è questa condivisione di volontà, per cui ecco la mia, come dire, la mia collaborazione e il mio impegno anche in questa associazione, impegno che è solo ed esclusivamente dal punto di vista, come dire, di un apporto organizzativo, se serve, perché loro sono veramente grandi, c'è un direttivo che funziona, che lavora fortemente. Abbiamo dovuto, sarebbe stato il 13° anno della nostra pedonata che si chiama un fiore rosso, e, come dire, è un termine anacronistico, perché quando ci siamo inventati questa cosa qua era proprio relativa al fiore rosso tra i capelli, no? Sì, 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 sì. Ecco, diciamo che non abbiamo potuto farla e ci è dispiaciuto molto, però in realtà è saltata anche un'altra iniziativa che era poche settimane fa. Dovevamo fare una passeggiata nelle varie frazioni di Pieve, non eravamo ancora messi così male come in questi giorni, però abbiamo preferito evitare. È difficile essere a sostegno che comunque noi, come dire, le donne che sono le associate, che sono quelle che l'ADOS segue, sono comunque sempre in contatto con noi. Per quanto riguarda invece la prevenzione, noi avremo veramente bisogno di andare avanti con caparbietà, cercando di coinvolgere queste, soprattutto le giovani. Non è facile perché adesso ci sono altri pensieri. Altri pensieri, altre cose, dici, sì, no? Ma sì. Secondo me il problema è un problema internazionale, perciò che riguarda tutti, non solo le donne. Tra l'altro volevo farti una domanda che mi sembra pertinente proprio in questo senso. Il BARD,
quando ci sono le elezioni europee, ha un suo rappresentante, praticamente eletto con i voti dei bellunesi. È vero? Diciamo che Herbert Dorfman, perché di questa persona che stiamo parlando, è un deputato europeo, noi l'abbiamo conosciuto diversi anni fa, ehm, è una persona di montagna, un docente di scuola, lui sa tutto di agricoltura, fa parte del Partito Popolare Europeo e naturalmente dell'SDP, per cui noi come movimento abbiamo e manteniamo sempre dei contatti molto importanti sia con lui Walder sia anche con Herbert Hoffmann. Noi ci rendiamo conto che i nostri giovani purtroppo non sanno le opportunità che l'Europa offre in questo caso. Adesso il periodo è veramente difficile, è anche difficile affrontare questi argomenti parlando come se non lo fossero, insomma, prima o dopo ne usciremo da questa pandemia e avremo bisogno comunque di essere pronti, di poter avviare i nostri giovani a un ragionamento molto più ampio, insomma, perché noi siamo convinti, io lo sono da sempre, e ho trovato in questo gruppo, in questo movimento, le persone che sono le rappresentanti di tutte le vallate bellunesi, per cui bacio veramente dove camminano un po' tutti quanti, perché ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente che altrimenti non avrei conosciuto, da Roccapietore, dall'Alpago, da Sopramonte, da Faller, ma anche dal Pomelico, perché no, oppure dallo Soldano, e questo mi ha molto arricchito. Allora io a questo punto voglio ringraziare Marinella per quello che ci ha detto le cose molto importanti, e io gli darei un ulteriore appuntamento fra qualche tempo, quando saremo in grado di parlare un conto specifico delle portatrici, perché ci sono anche le portatrici antisegnane, quelle che hanno aiutato a fare le strade per arrivare ai forti, del quale nessuno parla. Certo. Allora io ringrazio Marinella, ringrazio tutti gli ascoltatori che ci seguono e do loro appuntamento per un altro momento, quando ci saranno delle notizie molto precise. Grazie Marinella e grazie agli ascoltatori. Grazie a voi e grazie a Veneto Grove. Ciao.